Nel primo pomeriggio di ieri è scattato l'allarme per un copioso sversamento di idrocarburi nel bacino di Panzano di fronte al porto di Monfalcone. È intervenuto il Nostromo del porto con il proprio staff costituito da personale specializzato, coadiuvato da una squadra imbarcata su un gommone della Guardia Costiera per individuare la fonte della perdita. Sotto il coordinamento della sala operativa della stessa Guardia Costiera sono stati attivati Protezione Civile Comunale, Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Gorizia insieme ai colleghi del distaccamento di Monfalcone che hanno contribuito con uomini e mezzi per combattere l'inquinamento. Le operazioni si sono protratte per diverse ore fino al tramonto, quando sono rimaste visibili solo leggere chiazze tra i pontili della Canottieri Timavo e delle marine adiacenti. Le attività sono riprese questa mattina, concluse con successo. Ora indagini per capire il motivo di tutto ciò. Obiettivo 0 morti sulle strade per la settimana europea della mobilità. Arrivano i Safety Day, 32 pattuglie sulle strade per la realizzazione di un vero e proprio sogno, 0 morti sulle strade. Per dare il via alla campagna di sicurezza stradale, la Polizia Stradale scende in campo in tutta Italia con un nuovo progetto promosso dalla Road Pole Network di cooperazione delle polizie stradali europee con il supporto della Commissione europea. L'iniziativa si inserisce nel quadro della settimana europea della mobilità in programma fino al 22 settembre prossimo ed ha lo scopo di riuscire proprio quel giorno ad avere 0 vittime sulle strade. La campagna Road Pole Safety Day si propone di accrescere la consapevolezza sociale sul fenomeno degli incidenti stradali di gravi intensità, richiamare l'attenzione sulla necessità di riallinearsi all'obiettivo europeo della riduzione del 50% del numero di vittime sulle strade, ormai fuori target per il 2020 ma confermato per il 2030, ridurre il numero delle vittime in Europa. Per concorrere a realizzare questi obiettivi, il compartimento della Polizia del Friuli Venezia Giulia nella giornata di ieri ha messo in campo pattuglie su tutto il territorio di competenza, tanto sulla viabilità ordinaria che autostradale. Bortone, allora, ceramica raku, cosa vuol dire? Ceramica raku è una tecnica di cottura giapponese antica a bassa temperatura che rispetta la naturalità di tutti i componenti, quindi non vengono usati colori, non vengono usate sostanze chimiche. Una volta realizzata la forma con questa argilla viene messa nel forno, biscottata, cioè fatta asciugare, poi sopra va dato in vari modi delle ossidi metallici di vari tipi, non tantissimi, quindi si lascia asciugare e si rimette nel forno. Il forno a questo punto genera un effetto legato alla temperatura e all'ossigeno, e non vi sto a tediare troppo, che il metallo cambia colore, quindi ad esempio usando una polvere di rame il rame può passare dal rosso al verde amaranto. Senti, per i telespettatori che ci stanno guardando attraverso il web, ricordiamo che questa mostra è aperta fino a fine luglio, la mostra fino al 27 di settembre. È molto interessante questa esposizione di ceramica raku perché, partendo da quello che è uno stile classico giapponese, poi questo stile negli anni 60 è stato adottato da tantissimi artisti, soprattutto in America, e lo stile e la tecnica sono rimasti, ma lo stile è stato influenzato dal gusto estetico occidentale e quindi troveremo delle espressioni di ceramica raku in forme artistiche estremamente diverse, che poi espongono anche un concetto che non è più legato alla natura soltanto, ma un concetto anche sociale, come ad esempio il dominio dell'uomo sulla natura. Qui possiamo vedere, siamo, come vedete, in presa diretta, dunque siamo proprio immersi in questa splendida location del giardino di Villa Tissano, dove al centro, proprio nell'Agorà, usando un termine molto caro all'antica Roma, dove si faceva cultura e non solo, no? Per assaporare e degustare, usando un gergo molto più friulano, quello che è la cultura orientale trasportata ad Occidente. Questo ad esempio è una creazione artistica che rappresenta il dominio dell'uomo sulla natura e l'artista ha riprodotto sempre con la ceramica raku la tecnica, animali, frutta, verdura e l'uomo come un direttore d'orchestra che ne dirige i loro tempi, i loro ritmi ormai non più naturali. Ma non solo, ci sono per esempio delle espressioni molto particolari, queste doppie che si associano sono simbolicamente
il DNA di un uomo e di una donna, e quindi con la ceramica lacquea è difficilissimo fare queste torsioni e i loro collegamenti in metallo. Simbolicamente l'artista ha identificato questo nello spirito dell'uomo e della donna. Allora, per i profani non resta che approfittare di questa bella iniziativa per tutto settembre per visitare all'interno di Villa Tissano, in comune di Santa Maria la Longa, quello che è insomma lo spirito orientale trasportato ad Occidente nel 2020. E troveranno soprattutto gli esperti in ogni campo che li guideranno nell'ambito di ogni tecnica e una specializzazione molto meglio di quanto posso fare io, che nonostante sono un dilettante in confronto a loro. Io vi ringrazio, spero di vedervi qui, si può entrare liberamente, solo l'uscita a pagamento, perché se non pagate rimanete dentro. No, ma sto scherzando, comunque venite liberamente e passerete un pomeriggio, qualche ora veramente in tranquillità e in serenità.